La peculiarità di questa crisi rispetto a tutte le altre crisi che l'Italia ha vissuto, pensiamo a quella ultima che è arrivata dall'America con il crollo di Lehman Brothers, cioè questa ha una velocità di propagazione che non si era mai vista. Cioè noi abbiamo già oggi i ristoranti che vedono meno 70, 80, 90% di affluenza. Non eravamo abituati a questo. Una crisi che in pochissimo tempo ha messo in ginocchio le imprese venete e che va affrontata con misure altrettanto veloci. Per questo la Regione ha incontrato i maggiori istituti di credito. Le banche chiedono alla Regione la possibilità di aumentare le garanzie per aumentare a loro volta il credito presso le imprese. Noi che abbiamo già fatto nel 2019 la sezione speciale della Regione Veneto siamo in grado di dare questa risposta, quindi aumenteremo le garanzie pubbliche presso le banche in modo tale che loro poi siano più forti nel fare credito alle nostre imprese. 2 le richieste effettuate dalle banche a partire da più garanzie della Regione che sono state date. E per quanto riguarda l'aspetto economico e finanziario, la zona rossa sia tutto il Veneto, cioè non ci sia distinzione fra zona rossa, che per il Veneto sappiamo riguarda solo un comune, e il resto del Veneto. Quindi estensione a tutta la regione in modo tale che loro possano applicare la normativa prevista dal governo in maniera estesa a tutte le aziende che stanno soffrendo a causa del coronavirus. E poi è una richiesta questa fortissima che noi condividiamo assolutamente, che le aziende che fanno richiesta di moratoria per quanto riguarda i mutui, queste aziende non vengano poi penalizzate con un declassamento del rating previsto ad oggi a bocce ferme dalla Comunità Europea, quando fra un anno dovranno chiedere interventi bancari. Quindi allungando il periodo stabilito, richiesta da rivolgere all'Europa. L'Europa deve capire una cosa che è incontrovertibile. Oggi l'economia dell'Italia è trainata da 3 regioni, Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, che sono, guarda caso, le 3 regioni che oggi soffrono di più. Se crollano queste regioni, crolla l'Italia, e se crolla l'Italia, visto che il sistema europeo non è così granitico, si rischia un contagio a livello europeo.